Eccoci qua, voglio buonasera a tutti quanti, belli, voglio allora, i 9 e mezza precise, voglio dire, sono un guaglione molto puntuale, questo ci tengo a precisarlo, voglio quando dico i 9 e mezza, può succedere pure che bene vada a fare l'acqua come effettivamente sta succedendo, però sono sempre molto preciso. Allora, voglio, andiamo a vedere subito nei commenti, vi voglio salutare, visto che già siete con 50 quasi in linea, è una cosa ottima. Allora, voglio salutare subito no, non faccio scusa, prima che mi scordo, voglio salutare a Checca YouTuber e a Giacomo Sebillo, perché se no mi scordo, mi stanno dicendo oggi e quindi li saluto. E poi voglio salutare a voi che voi, Anto Palermo, Domenico Sarnese, Giocondo Nicastro, ah no, Giocondo Nicastro è venerdì 10, ha scritto Fabri venga alle 10 perché mangia venerdì, Salvatore Romano, grandissimo, Ale Monk, che da voce amica Ale Monco, Niccolò Maria Ricci, Checco Izzo, Pasquale Frattini, Pocalone e Bombolone, chissà così sta scritto e così leggo, Carmen Minerva, Mister Acquazzone, chissà ancora dopo un uomo per stasera, Giorgio Imbradice, grandissimo, Maddalena Cipino, Enzo Ferrara, è Luca Delandro, sono questi qua che hanno scritto, che hanno commentato. Vi ricordo che se non avete mai partecipato alle live, chi sta in linea che non sta vedendo può commentare, può scrivere quello che vuoi, io lo leggo, quindi per chi non è mai stato alle nostre live, che sta sui live, praticamente sono qua come lo studio, a parlare solo a casa mia al computer e voi commentate e poi mi date una mano ad andare avanti, perché sennò giustamente sapessi quello che cazzo sta dicendo e quindi questa è la live. E ok, noi stanno arrivando di commenti. Chi è? Che coizzo? Voglio quando c'ho ancora. Vabbè, visto i commenti vecchi perché già sono qua. Sono stato molto preciso, 9 e mezza spacca. Antonio Viscardi dice lui, per non mi perdere sta diretta, ma ci ho buttato la felle di carne nel suo PC. Sei un grandissimo, Antonio, sei un grandissimo perché la verità, e poi ti facci pure sti fatti, ti dico la verità, quando per esempio, e poi tu rimani nel suo compito perché per un po' cazzo, non fanno cazzo nella televisione e quindi poi mettono nel suo compito a mangiare. Poi è per un po' brutto sta cosa, che poi ci stiamo mangiando un pane, nei mulini in tastiera, sono cose un po' che veramente su computer per esempio potesse pigliare una spila polvere, secondo me con tutti i mulini che stanno cadendo ci ascessero una sfilatina, se mettesse insieme tutti questi mulini veramente ci ascessero un bello sfilatina, c'è un panozzi gragnano, ci uscirebbe. Poi Vittoria Petrecca, Virgilia, grandissime, le saluto a tutte e due. Domenico Grimaudo, buonasera, aiuto. E vabbè, dice, oh, sta pure Mario a Peste, che stai pure la tavola, Mario a Peste, che fosse, diciamo, il nome è bellissimo, che non, veramente credo che non si chiami così, perché siamo veramente stessi qua. Carmine di Guida, salutami, mi chiamo Pasquale Licciardo. Chi si chiama Pasquale Licciardo, però scrivo Carmine di Guida, non si è capito, questo è un prestanome, questo Carmine di Guida. Raffaele Imperatore, buonasera a tutti quanti, grandissimo. Michele Lampo, buonasera Fabri, ciao Michele. Allora, voglio niente, visto che ci facciamo di merda che sta facendo, addirittura sta piovendo, non so da voi, qua a pianura piove, e veramente zecca, veramente stiamo un mese di novembre, l'ho chiamata così la puntata perché voglio, è incredibile, cioè, quest'estate sembra non arrivare mai, però sinceramente a me fa sangue vocaccio, che tanto comunque già sta e quindi non è come la chissà dove, e quindi poi piovere può fare oggi, ma può venire su, mi passa anche vocaccio, la verità, è la stessa cosa, tanto che se e quando, non mi interessa. Ma poi si rinfresca pure con l'aria, diciamocelo chiaramente, ogni tanto fa troppo caldo e non si subisce, quindi dopo che rinfrescamento di aria non è male, non è male. Allora, Alex DG, Frank, quando chi sta ancora che chiama Frank, figurati, quando cioè, ci misi 3 mesi, no, poi fai chiamare Cerruto, penso che ci sto riuscendo piano piano, tu bello e buono, Frank. E vabbè, Frank, quando è il prossimo video divertente? Divertente, vicino così, divertente, alla Malgioglio. Mi saluti, ti seguo dall'estero, grande Alex, veramente ci segui dall'estero, da dove? Sono curioso, mo mi ha incuriosito. Oggi c'è stanno parecchi loro che ci seguono dall'estero, c'è sta, c'è qualcuno dalla Svizzera, c'è qualcuno da Londra, dall'Inghilterra, qualcuno dalla Germania, addirittura un paio di qualcuno che ci seguono dall'Australia, voglio ma da che sono pazzi dall'Australia, poi pensarci come cazzo hanno fatto a cerchiare comunque dall'Australia cioè, si vedono i video senza, anche si capisce la verità quello che diciamo però comunque ci fa piacere ma si venga a cagliare la lingua vabbè Colombo Maria Ricci peccato per la connessione che è un po' lenta ma non so se sia due amici io ultimamente la connessione mi sta migliorando non so se avete notato credo che sia anzi poi facendo sapere sempre come ogni live si sente si vede si blocca si arriva in sputazzate in webcam perché
sono cose che possono capitare. Allora, riavvio un attimo i commenti perché questi sono vecchi. Aspetta, ah, non lo hai capito pure come si fa a riavviare i commenti in modo giusto, perché prima di voto quando riavviavi i commenti per me sempre quello che la freccetta là e poi belle buone sono andate a stare a Maronna, invece ora ho capito come si fa. Carmen Mauro, sono Carmen, salutami, ciao Carmen. Alessandro Ciaramella, ciao Cero, sei grande, ti saluto, ciao Alessandro. Sì, bello, Ciaramella, posso cognome fa vedere caramella, e fatto, mo ma mangiasse una caramella, perché oggi mi ha mangiato l'hamburger, la tengo a bocca troppo salata, però non la tengo caramella, quindi mangio a fondo time, mangio male, poi asciugo a che ce fa. Anto Palermo, a Brescia una bella giornata di sole, anzi guarda, a Brescia addirittura, a Brescia il sole cagliove, è strano, questa è una cosa molto strana, però può capitare, e a volte è così. Pasquale Frattini mi saluti, c'è errore, già si salutato prima. Luigi Pelo Rosso, chi se ne è nato, perché noi poi in live nostri tutti questi cognomi strani, ma Giuseppe Pesta la merda, solo che non ci stanno, noi così. Chi là di Mario a peste, chi sta si chiama, come si chiama, Pelo Rosso. Virgilia, oggi mi hai letto in orario. Sì, sì, sto notando che sto leggendo i commenti, no, ma veramente sono subito 21 live per capire come si erano a leggere i commenti in modo dal vivo. Forse l'ho capito. Quindi, Luca Delandro, c'è rotto, giuro, lunedì prossimo vengo giù all'MD, vengo a seguire la live a casa tua, perché sto qui dall'MD, ora che sono in casa di fronte, però non è che sono proprio i casi dall'MD. Il che sarebbe comodo, perché ogni a spesa ho dichiarato che la faccio all'MD, fosse proprio ma mo ci chiedo, si fittano con Costanza in due l'MD ci chiedo, poi come fanno il bello prezzo. Allora, Antonio Brandi, grande cerro da New York, e boh, mo stai pare anni, mo veramente, mo ma su fatto che ci seguite dai paesi un po' lontani, mo tu stai dicendo che ci segui da New York, non lo so, sono in dubbio, però fatta ricorda che ci sta veramente un paio di ragazzi che ci seguono da New York, veramente sono pazziano, voglio magari, io so se mi pare in gol, poi se mi pare in gol, e dopo del sanare, come si chiama, a pollenatocchia. Però boh, io mi immagino che si fa a New York che ci seguono, se comunque è una soddisfazione se è vero, se, boh, chissà, ti sei mostrato pare anni, ti seguo dagli Emirati Arabi, chissà, boh, boh. Vittoria Petricca, ha in progetto uno street prank con Dico Laurenti o qualcosa del genere con lui? Sì, ce l'abbiamo in progetto e penso che un giorno ci riusciremo a lo fare in realtà. Lo dobbiamo fare da un po' di tempo in realtà, ma fa, però sì, cazzo lo fa. Comunque lo faremo, penso che a breve arriverà. Quello bellissimo. Giorgio Imbrà dice che hai bello cerro da Forcella. Io da New York siamo passati a Forcella, è una cosa molto, molto bella. Ale Monk mi saluti da Bellaria, Monici qui da Napoli. Ale Monk mi saluti da Bellaria Igea Marina, grazie. Ti saluto, vabbè, sì, è un po' più credibile Bellaria Igea Marina rispetto agli Emirati Arabi, effettivamente no. Fammi leggere. Michele Angorato, ciao Cero, ciao Michele, un biraffo. Anche qui in Germania c'è il sole. Poi in Germania pure sta pure oggi, ma penso che sta lo stesso che ha vinto il mondiale a Iran con pacchi destra vecchia. Vabbè, comunque sono contento per la Germania, speravo nell'Argentina perché ovviamente è un po' più simpatica come però pure la Germania mi fa piacere, la Germania non è che mi dispiaccia. Io sono contento che ha vinto allora, vincere tu secondo me, ma ne va a vincere che la Spagna che voglio la schifo proprio a tua nazione, la squadra, perché troppo si montavano troppo a capo che loro erano più forti del mondo e l'hanno pigliata a piloff perché avevano a perdere schifo, però e poi un'altra squadra che non mi faceva piacere che vinceva, che non mi faceva piacere, era il Brasile, perché il Brasile poi si attingeva malamente, convinto che il suo mondiale lo vinceva e va a fare bocca a chi destra vecchia, hanno perso, hanno buscato 7-1, hanno fatto una firma e sto contento. Oddio, a Germania non è che sono proprio contento con te, però comunque è una squadra europea, va, mettiamola così, ci va a sangue, cazzo. Comunque, Carmen Minerva, Fabri, io ti seguo sempre, ma non so caspita di acchiappa. E che fai? Mi segui a livello di stalker, proprio a livello proprio... Ma molto a scusi, o sono a pianura, o sono a centro, o sono tu, dipende tu a abiti, perché se si casa a Giuliano è difficile che c'è a fame, io non ci vengo mai all'esempio, dico Giuliano che... Gaspare Ricciardi, dicevo, ma cassa fratemi ci sta fumicando, cassa fratemi che sta fumicando, come mamma fa? E come può fare? Io non so, ci giuro in due cessi, metterlo in due cessi proprio che capito? Questo è l'unico modo che conosco contro il vomito, poi non lo so, poi magari ci stavo colpendo, ma io non ne sono molto esperto, fortunatamente non mi capita tanto di vomitare, perché poi vomitare è una cosa bruttissima,
è una delle cose, veramente, vomitare, è una delle cose che mi schifo più e le quali a me è una delle cose che mi fa più paura in vita mia. Perché so che quando vomito, questa è una cosa che fa un po' schifo, però per esempio mi sento proprio, quando stavo venendo in coppa, sai, mi sento ma affogare, mi sento proprio, ma no, mi fa cinguccia fuori, non lo so, ma è una cosa che mi fa paura. Ma manco usciato, mi sento come se stesse affogando, schifoso, infatti, come... Vabbè, chiusa questa parentesi del vomito, bella. Gennaro Peranio, buonasera prima di tutto, grande Gennaro di Pianura, questo lo so, ti saluto Gennaro. Salvatore Romano, bello Ciro, io ti sto da Volla a Beach, capoluogo di casa mi sto proprio. Vabbè, questi battutacci mo voleranno. Che coizzo, tu lo sai che io ti seguo dalla Germania, e mo c'ha cagato caglio, magari ci sono veramente mo sta tutta l'Europa, tutto il mondo, mo nessuno sta chi si chiama per giustizia, a me fa paura se non mi fa pensare all'equità, perché le donne spesso si tolgono le scarpe, che se ne fa, c'è chi lo fa di nascosto, chi non ha problemi a farsi notare, dalla maestra delle elementari alla zia, perché lo fanno se sanno di mettere in imbarazzo, ma che ci facciamo ci vivo, te leggo pure, ma che non ci capite che per giustizia, già tieni un così, un po' sta, poi fai queste domande così, non lo so, poi andiamo avanti. Vale Canzaro, siamo 72, faccio cazzo, io questo non lo so se siamo 72, voglio avere per sfizi proprio perché è body che è curioso, di quando ne siamo. Aspetta, io so che anche faccio 77, sì, ma voglio, ma stiamo sforando malamente così, dai, quando eravamo partiti quattro, noi, ma belle buone, sembra una cifra, meglio così, facciamo, passa anche un po' di messa pure dicendo, fa sempre piacere, anzi, voglio invitare a tutti quanti, non si parla, basta che la cliccano, perché poi sai le persone che dicono, ma come hai fatto la ancora mo, ma vero, oggi poi, ma una compagnia, ma come hai fatto la live, non capisco, ma dicevo, basta che prendete un po' il link che metto un po' a Facebook, e poi se non mi tenete un po' a Facebook, pigliate un po' a YouTube, in 9 e mezzo, l'1, basta che prendete, un giorno, e non mi vedete che stai qua, è una cagata live, se qualcuno mi dice, ma me le buoni scrivi un po' a Facebook, stasera diretta live, qualcuno dice, ma un po' a quale canale? Ma lo dice seriamente, ma da che secondo me qualcuno lo dice seriamente, Coppa a quale canale? Ma Coppa a quale canale c'è fa? Un canale di YouTube non è che posso permettere che fa canale 5 oppure facessimo fare un canale 5. Vabbè, al massimo televolla mi farebbero fare a me con questo accento che mi do. Comunque, Vittoria Petricca, perché per Diego Laurenti non fate un raduno ufficioso insieme in questi mesi? Mi piacerebbe conoscerti perché ti seguo da anni. Ma oddio, come si chiama? Un raduno le va fa a giugno, però tra un pazzo e nat, perché io sto facendo certi video, sto facendo un video molto impegnativo che fra pochi esce, perché già faccio fatta la palla, lo sto dicendo un sacco di tempo, ma veramente è finito, quindi anzi in questi giorni metto pure su video e non dovevo dire perché mi stavo impegnando a fare questa cosa, non l'avevo detto, altrimenti l'avessi fatta a giugno. Poi è successo che la Piette Puli, oggi fa pure con Piette Puli, perché penso che la fa piacere conoscere a me, ma mi fa piacere pure conoscere a Piette Puli. Però è partito, come ben sapete, come qualcuno saprà, è aiuta a fare l'animatore, quindi torna a settembre. Quindi io vorrei farlo a settembre, perché la verità però lo vorrei fare, perché tornisti, voglio fare questo, perché solo lì come nessuno, non lo so, preferisco farlo anche in compagnia sua. Quindi lo farò, questo fatto di figurato lo faccio perché poi lo voglio conoscere perché state, cazzo voi a me mi conoscete, io mi conosco pure voi, sapete come parlo, come sono, così, e a voi che solo i nomi immagino, ma non so come siete, quindi anche da parte mia ci sta molta curiosità di conoscervi. Tranne Giorgio Imperatrice, no, non sto paziendo, voglio bene a Giorgio, anzi sono curioso pure di conoscere Giorgio Imperatrice. Allora, se SSC Napoli da Peppe Balsamo, non penso ti leggi il mio nome. Come no, hai già detto, Peppe Balsamo. Luigi Pelorosso, Gaspare Ricciardi, grazie, per consiglio, mo ci dico pure a papà, hai viratello tu, figlio con una chiave di frate, ho fatto da un cago. È il posto migliore, io penso che comunque mi dispiace, fallo che spero che guarisce da questa cosa che è brutta. Nicolò Maria Ricci, Giorgio Imbradice è l'uomo della serata. Giorgio è forte, gioca anche simpatico, è un ragazzo molto simpatico, che sta un po' a Facebook ogni tanto. Una volta ci appiccichiamo pure, perché se cazzo mi commentare su tutta una cosa, certo io gioco, non la vedo di destra la vecchia, ma io sono bello e caro, ma ti metto, non so cazzo mi dicevo, certo, comunque voglio bene, non mi fatto basta poi. Antonio Brandi, c'ero io verso a New York, c'attammo tempo fa. Allora già capite chi sei, Ando, mo ho capito chi sei, perché il nome non mi era nuovo, Brandi, ma ricordato sto fatto tu sei a New York che sei da pochi tempo, là, se mi sbaglio, ma regista,
i video, sì, mi ricordo. No, perché c'è stata pure una tovaglione che si chiama Sal, se non mi sbaglio, che sta a New York, quindi si chiama Sal, cioè è nato un uomo, non era un uomo tuo, a lui mo tengo Cavais, però ricordi di Antonio Brandi, sì, sì, ci abbiamo chattato qualche tempo fa, mi ricordo. Ti saluto e suppongo, sono onoratissimo che tu a New York ci stai venendo scemo come mi mocca, da sta a piano come mi stai venendo, che beata ti fra, che mi immagini a te a New York, mi si grattacielo, mi si cammezzi, mi si casa così, voglio dire, comunque un grande onore. Giuseppe, oh, logo, Giuseppe Pesta la merda, è la cheat che ce l'avevamo, eccolo qua. Giuseppe Pesta la merda è tornato. Ha scritto pure un commento Giuseppe, grandissimo Giuseppe Pesta la merda. E Giuseppe Pesta la merda a me mi fa sempre ridere, a parte un uomo, perché una volta dice Giuseppe, ma ne provato a cagnare un uomo? E si face tutto un papiro, dice sì, ho provato cose, però mi volevo chiamare Gennaro e non me l'hanno fatto cagnare. Però c'è questa battuta a me mi è rimasta impressa questa cosa qua, che è una bella battuta. Che hanno fatto i sulambi, però comunque mi ha facetta ridere. Vale Catanzaro, salutami, per piacere. Ciao Valentina, scusami che non ti ho salutato, pensavo che ti eri salutato già. Un saluto a Valentina che invece sta in Calabria, sta a Crotone se non mi sbaglio. Valentina, correggimi se sbaglio, ma non ehm, allora, Mario e Giovanna De Luca, ciao Fabbrici, saluti, grande Mario e Giovanna De Luca. Siamo il vero contatto di Mario a Peste. Ah, così tu allora, perché avete chiamato Mario a Peste? Non lo so. Quindi questi nomi, ma così bello, Mario a Peste. Channel Shank, se c'è ma tu sei sposata? Sì, sono sposata, tengo l'anello, ecco qua. Luca Delandro, ma Pittepullo come sta? E oggi la sono da Pittepullo, la città a posto come stai? Mi pare vetrina, una voce un po' strana, poi non se ne va una settimana, un po' a peso, ma magari ti sentono un po' depresso, no, no, non potevo parlare perché sei in un ristorante che ovviamente la gente non poteva gridare. Comunque sta buono, sta posta faticando, cosa, sta in questo villaggio, dai, su pratica, perché me lo immagino purissimo, immagino sta parendo, ma poi non so parere anche chi lo oramai su fatti fare l'animazione diventa una fatica vera e propria, e quindi non è che comunque sta buono, importante che sta buono. Luca Dell'Andro già c'è. Vincenzo Barretta, c'era una curiosità, che lavoro fai? Che si già l'hanno mandato so a che voto, io dico pubblicità, perché se no sta fa una palla tanto mi sta spiega tutto quello che faccio. Comunque diciamo pubblicità per chiudere tutto il mio lavoro. Pubblicità. Così stiamo trovando, poi si sta parlando a live e sta spiegando che fa meglio che voi. Però ovviamente ogni tanto non è che venga il favo come faccio a prendere fotografie su Facebook oppure il granito oppure venga cose che poi sono scherzi. No, perché se poi se qualcuno, secondo me qualcuno ci crede, non so perché tengo questo fatto che qualcuno, quando metti le fotografie poi ti mette a posto perché penso che qualcuno secondo me ci casca, ci visto vedere salvagente fuori a capo così. Allora, Maddalena Cimino, ti vogliamo sul canale 5 al posto di Barbara D'Urso. Barbara D'Urso, che è la grande mongoloide. Ah, poi lo sai, c'è, per fortuna in estate si ferma, buona domenica, come ci facciamo, si chiama, il Lugazzi però. Che coizzo, già ti sta crescendo la barba, sì, perché io a barba, fondamentalmente, a parte che mi rompo cazzi ma fa, e questo si è capito, perché penso che siamo conosciuti un poco che mi rompo cazzi mi fa barba, è una cosa, ma poi io tengo rasori, capisci, cioè, alla fine me la raso, ma la raso sta quando, perché metti il testino, no, mi raso un po' più, ma io, se me leva la barba, no, ma da credere, non mi riconosci più perché pare un creatore di 3 anni, quindi invece ma tengono, poi mi rompo cazzo, non mi piace, dopo la metto, non mi piace. Penso che mi faccia la barba che la metto, che secondo me sono 100 anni, proprio che non mi faccia la barba che la metto, è una cosa proprio che schifo e odio. Virginia, Ciro, ma secondo te, a dove sto io, per arrivare dove abiti tu, quanto tempo ci vuole? Ma non lo so, Vigila, dipende da quale mezzo usi, perché se tu vieni con un aereo è capace che ci metti pure 5 minuti, poi se vieni con la bicicletta ci può mettere pure 5 ore, per dire, no? Quindi, cioè, una domanda un po' così, un po' relativa, che ti dà una risposta relativa. Vale Catanzaro, ti vedo a tratti, addirittura, ieri ho letto ti vedo a ratti, se usano i surci, i topi, i zoppi, ti vedo a tratti. Mi dispiace perché di solito questo computer di mia mamma va che è una bellezza. Infatti queste sono le live più comode che sto facendo, le ultime due sono una bellezza, sto con mia mamma ci sta manco, sta mia moglie alla tappa, quindi posso pure alloccolare, sono tutte a posto. E poi tengo questo computer fatto bene, mi dire, invece prima di riducesse casa, facevo, sentivo, vabbè. Checco Castillo, Fabri, salutami, ti stimo, grande Checco, grandissimo Checco, ti voglio bene. Aspetta un momento, siamo 80, no, poi 80 sono 75, per chi deve cose. Ah, boh, comunque 80 è un record. La russa, Perperos si chiama Perperos. E Chiovo, ma che cazzo, Chiovo, sono che 9, non ce la faccio più, ah, con tutto parte. Anzi, fatto pure una bella rima
e Chiovi sono che nuovo, pensavo che era una bella buona, stavo manando che era una canzone. Comunque, vabbè, qui ci fu sta a casa, mi dicevo, ma Chiovi pure, ma che prima, l'importante è che non Chiovi, quando sei mesi la vita, avere sempre oggi, su ci era a casa del compagno mica a piano, è bella e buona, se mi sa, Chiovi, ma viene proprio quadriare, ma vedi proprio, sì, un mese, un mese, un mese di luglio, già c'è scelto un comprare la coppa, se mi pareva proprio troppo, un po' troppo per giustizia, ok, allora, perché porti la fede sulla mano destra? Bella questa domanda, ma fantoma, no? Si porta sulla mano sinistra perché l'anulare della mano sinistra è l'unico dito collegato al cuore. Ovviamente a me mi fa sangue, scusami, no, non la sapevo questa cosa del cuore. Allora ti spiego. Vabbè, io la porto a destra perché? Perché praticamente quando immagini la fede, no? Io non ci ho mai portato anelli, mai portato anelli, braccialetti, irchine, sì, irchine quando ero piccolo, però mai cose un po' per dite, mi hanno sempre dato fastidio. Allora, quando è la fede, no? È una cosa che a me, maronna, cioè, mi sembrava, magari, pareva a tenevo qua, tipo quello, no? Perché è una cosa di, quando mi hai mai portato anello, no? Queste cose qua, non so voi, però tranne fastidio, a lui praticamente ci giocavo, la prendevo, facevo così, ma metteva a destra, ma metteva a sinistra, così, ma ci si non so più. Ah, ma metteva a destra e a sinistra, ma pazziava, no? E poi mi è rimasta a destra mi ha calmato, mi sono tranquillizzato, non ha pazziato di più e mi è rimasta a destra. E mo per abitudine la tengo a destra, quindi è quel motivo ho spiegato della fede a destra. Poi ho fatto lo significato, come a cazzo me ne fu, ma no, per cose, ma perché che tengo a avere. Io sono un tipo molto così, un poco tradizionalista. A me me lo faccio vedere finché posso, finché c'è. Carmen Minerva, allora, uè, ma mi stavo mangiando un cono 5 stelle, belle pure, è uscito Beppe Grillo, mezzo di Scorn Time. Allora, no, stavo fatto la pubblicità a San Montano, va, che lo figlio di mare, e tu scifato pure lui a chi lo può fare. Infatti, qualche po' di che voglio fare, qualcosa mi fa più scemi, la pubblicità a San Montano, che ci ha buffata la volla, un mio su rap là, che madonna, comunque, e poi ce l'hanno fatta una parodia, a chi se mi ha fatto piacere, ha visto un po' di YouTube una parodia in cui passa la pubblicità a San Montano, molto bella. Carmen, no, già, Mister Marco Macete, bella Cerruccia, ciao Marco, Enzo Poli, ah, ma con me si stesse tu che fai pubblicità e poi fai pure ah, ma con me si stesse tu che fai pubblicità e poi ti fai pure il parodia che sta giocando questa. Infatti poi te pensi, quando mi dico che faccio poche pubblicità, non metto a fare ancora le pubblicità, perché a me la pubblicità, questa è la verità, a me piace molto la pubblicità come cosa, mi è sempre piaciuta assai la pubblicità. Allora, quando vedo una pubblicità che uccessa, no? Oppure che mi fa accusare, e mi fa accusare, ci sta venendo la conferenza. Però quando è fatta bene una pubblicità, a me piace assai, perché mi è sempre piaciuta la pubblicità in generale, ma lascia stare la pubblicità del più, la pubblicità a me, sai, su cose che a me mi sono sempre appassionato, sempre appassionato. Ma poi stanno città pubblicità, dove proprio c'è, sta mettendo proprio i pacra, management, proprio in diretta, proprio a chi fa, perché sono cose assurde, non si possono vedere. Allora, vabbè. Allora, mannaggia. Giorgio Embra dice, vabbè, sto sta appiccicato con Carmen, fanno sempre questo. Jenny Ban, c'era un te pugnisse con l'acqua alla provola. Questo è bello. Te pugnisse con l'acqua alla provola. Ma sto immaginando una scena con l'acqua alla provola e come faccio a salire acqua alla provola. Bello che sta qua. Per Pero, allora, un saluto a tutta la fascia di ascolto, Fabri di... No, la fascia di ascolto, per ti bacio e ti apprezzo, per casi non sei un maschio, ti bacio, ma comunque sono contento che mi apprezzo. Mirko Fusco, Cerrone o Maele Sarus Caparruc, Vale Catanzaro, Carmen, ti prego, vabbè, state appiccicando per radio. Salvatore Romano, quasi 30.000 mi piace, We Are The One, by Frank e Cerrone, tra poco over Pitbull va da Pulizzi Scarpa, over Pitbull va da Pulizzi Scarpa, sì. Posso riferire alla parodia We Are The One, che là, siamo quasi a 30.000 visualizzazioni, non credo proprio, perché è una gista aereo, dovremmo 25 minuti, quindi non credo. Ma aspettavano un po' di più, sinceramente, da quella parodia, perché ci faccio, questa è una canzone che si sente, stiva, invece non è che hanno fatto tantissime visualizzazioni, comunque ci passano un po', ci siamo divertiti, va, fa un po' partire più. Allora, Dolo Maria Ricci, cedo a proposito di Russo, una volta insieme a degli amici miei trovai alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri nella sezione psicologia un libro di Barbara D'Urso vicino a Freud, addirittura penso che si erano confusi, penso che si erano confusi, oppure io stavo, forse qualcuno praticamente da Feltrinelli erano i primi giorni di lavoro, allora sai, metà capi buon, i scaffali, sai, tamburgiano poco, e ta capi cazzo la banca l'acqua e mise Freud vicino a Barbara D'Urso, perché penso che
un accostamento un poco, diciamo, un poco ha osato un pochino. Barbara Tussa al massimo la potessero mettere nella categoria parlando di libri, potessero mettere, che ne sai, nella vicini cane, no? Sai quando stanno i libri per i cani, i libri per gli animali, perché veramente Barbara Tussa, ma ci assomigli pure a un cane, non so quale cane assomigli a Barbara Tussa. Quando fa gli smorfie su, cioè, così, così che la faccio fare male. Ma fa pensare che me ne esci male. Andiamo avanti. Oh, chi si chiama addirittura Simone Squartatura? Faccio questo. Sei un cattivone, tu sei un cattivone della tastiera. Che ha scritto, bella Cero, salutami, grande Simone Squartatura, che veramente sicuramente farà come mestiere fare un macellare, perché o fai l'assassino o fai un macellare, tu sei, perché il suo nome veramente è cattivissimo. Davide Ciotolo, Cerro, raccontaci una barzelletta. Davide, tu so vedi che è la prima volta che stai in live, perché quando la voglio iniziare a di barzelletta, una cosa che io non ho mai saputo fare, una, cioè tantissime cose non so fare, però proprio i barzellette non ho mai saputo raccontare, mai, proprio una cosa che a me non mi è mai, proprio mai, cioè mo sta mannato, no? Di solito tutti i napolitani sanno raccontare i barzellette, io non ho mai saputo raccontare una barzelletta, cioè guarda, veramente, aspettate, mai saputo raccontare, aspetta, un attimo, aspetta, faccio i commenti, mo, eccolo qua. Allora, allora, Carmen Minerva, ma poi non tiene senso che la canzone, ma quale canzone? Non ho capito quale canzone, cioè, fammi capire, Carmen Minerva, scusa, non ho letto, no. Per Paolo Inno, addirittura, c'è Roma, mo De Laurentiis, dopo la ginocchiata a mucco subita da Higuain, chiederà il risarcimento come facette con fatto dello scoglio, ma ci mancasse, perché De Laurentiis e te ne si fa, è fatta, a muovere una cosa di soldi, sempre si interessa sordo, no? Chi lo muove è miliardario, però fosse uno che avrebbe, se fosse un commento, no? Fosse uno di tarantellare, no? Di tarantellare che fanno le lettere, sai, che fanno a come là che cambiano, così cambiano le lettere, no? Però questa idea, secondo me, che se si scrive a Della che su fa fatta così. L'è fatta così, a comunicare sotto i piedi. Vincenzo Parretta, Cero, scusami se faccio un po' di pubblicità, ma ci sta un mio amico Ciro Soer, che se non sbaglio tengo pure un po' a Facebook, che conosci anche, che sta emergendo sul fronte rap e ha già partecipato a qualche battle arrivando in finale su FB Soer MC. Vabbè, ho letto, quindi ti ho fatto pubblicità, Ciro Soer, se sta a YouTube, dacci qualche altra indicazione, facciamo un po' di pubblicità, che lui è un ragazzo che condivide anche i miei video, mi fa piacere di fargli un po' di pubblicità, nel mio piccolo ovviamente. Ocero, a che parte chi non leggo, no? Perché è un insieme di lettere, di numeri e di geroglifici, quindi non, vabbè. Comunque Ocero, ma che parte si pianura? A Rossalla MD, l'abbiamo detto poco fa, forse ti sei collegato solo ora. A Rossalla MD Is abita proprio là, proprio dentro all'MD. Reparto patatine e popcorn. Reparto Nino D'Angelo, ci sta battuta di scemo, no? Vincenzo Paretti, ci farebbe piacere se ascoltassi qualcosa, sai com'è un idolo che guarda ancora, come che non stai facendo un lucchino, che sai, no, vabbè, se mi mandano a Facebook io molto volentieri posso ascoltare, anche se ti dico, ti dico la verità, a me un rap non è, cioè, non è che non mi piace, però non è proprio impazzisco per il rap, questa è la adesso. Luigi Pelo Rosso, fai altri video sulle pubblicità? Sì, come no, a come mi capita che con pubblicità che va con freva, io subito metto, ma come vedi una pubblicità, veramente, se tengo tempo, metti il compito e la faccio. Ma ne tengono due o tre che la già fa, ma che tengono pochi tempi e faccio. Scusate se non sto muovendo, non sei perché ci ha trovato ancora una bella posizione, questa è una bella posizione. Ecco qua. Mannaggia, lo so. Ci farebbe piacere che c'è l'Angelette, cioè Attilo Albanese, come è partita l'idea di fare la parodia di Alorso Mazza? Bella questa domanda, mi hai riportato indietro con gli anni, perché l'hanno fatta 3 anni e mezzo fa sta cosa. Guarda, questa è una storia interessante questa cosa, perché io forse l'ho già mai raccontata, ma approfitto che è una bella cosa, non l'ho già mai raccontata. Praticamente, io mi ricordo che erano YouTube a voi, era all'epoca che io volevo la prima volta YouTube, no? Era, no, tante che era uscito YouTube, no, perché era il 2011. Però, sai, ero curioso di questo mondo, perché poi veniva, si fatica nei villaggi, si va all'estero, quindi non mettevo proprio vicino al computer YouTube, sapevo, sentivo YouTube, però non è che mi mettevo a vedere i video. Comunque, un giorno tornai a casa, si ok, mettete a vedere i video in coppa YouTube, e beccai in un video e si chiamava, visto si chiama, no, sta ancora su YouTube, si chiama Daniele Brogna, su YouTube, no?
e facette questa parodia di Alston Dance che si chiamava E vanno a trance, si chiamava così, cioè c'è sta ancora un paio e io mi colpì molto perché mi piaceva questo fatto, che si faceva E vanno a trance e parlava dei politici italiani che all'epoca succede, infatti non so di chi, in un romano, ma dico, ogni get che gli viene che i trans, no? Gli che i trans, poi ho detto, ma è bella questa canzone, una Lost on Dance, è una cosa che si sentiva tantissimo quell'estate, perché un bel tu cazzo, si sembra la Lost on Dance, cioè, un bel tu cazzo, diventa un tormento. Pretti chi si era fatta questa parodia, io tanto mi ero mai visto parodia in Coppa del Mondo, mi sorpresi, cioè, è una cosa che mi piaceva, cioè, guarda chi sapeva la canzone, ha fatto la parodia, è una cosa che cazzo, l'ero mai visto in Coppa del Mondo, così. Cioè, tu hai voglio fare pure questa canzone, così però, giustamente, a giocare già dice così, e poi me ne su parte che male i panzi, e mo male i panzi, così, cazzo, che male i panzi, comunque, da una cosa usciamo un'altra, ci mettete mi e Frank, così a scrivere questa canzone, o pacchistica, che vabbè, già sapete la canzone, sapete per il lavoro, male panza, un po' pacchista, però c'è un male panza e proprio pure su sta via così. Questa è stata... Mi piace raccontare questa cosa, perché non l'avevo mai raccontato. Andiamo avanti. Allora, Enzo della Gatta, ho un'edicola. Stamattina vedendo il tuo video ridevo solo io. Una signora mi ha detto, Giovino, ma vuoi fare la frittata di maccheroni? Lo video la parodia. Eh, Enzo della Gatta. Mi fa piacere, l'ha fatto ridere, mi fa piacere. Mi fa ridere tu a me mo, leggendo questa cosa qua. Antonio Doremon, bellissimo. Doremon chi è? È un cartone animato se non sbaglio. Abiti vicino allo stadio Simpatia? No, non abiti vicino allo stadio Simpatia. Lo stadio Simpatia sta proprio naturale, perché proprio il pianura è grande. Io sono che cazzo, veramente, lo stadio all'MD, poi non so abitare lo stadio all'MD, cioè, non lo so, si conosce la farmacia Petrone, per esempio, è un po' famoso, comunque chi li parte, io, vicino alla farmacia Petrone, allo stadio all'MD da quelle parti là. Ma poi perché volete, mi chiedete ogni tanto queste cose? Ma questo ne ha rubato a casa mia? No, non è giga, quando vengono qua, si va a rubare, però non si può mai sapere in questi tempi. Antonio Salamandra, buonasera a tanti, grandissimo. Domenico Grimaldo, Cielo, che musica ti piace? Tutti i tipi di musica, poi la musica mi piace da quando, non ho preferenze, sinceramente, non ho preferenze. Tranne che la tipo, che ne sai, tipo elettronica, ma pure che la, però che cose di discoteca, che cose strunzate a me mi piace, a me piace la canzone, già senti poche voci, questo mi piace. Luigi Pelorosso, Cerro pubblichi altri video sulle pubblicità. Sto dicendo che sì, quando quando mi pubblico. Ma quella Carmen Minerva, quella della pubblicità dei gelati, Fabri sta invecchiando, ti scude tutte cose. Pare che la pubblicità, che sta cara San Montana, già la GIT, penso che questa ti stai riferendo. A Rossà. Aspetta. Alessandro Sasso, c'è tu peggio la parodia di Allora Onnanzi. Ti male panza pure tu, ma stasera sta comando ma chi te ne uomo, che ti male panza. Stiamo che cazzo. Peppe Balsamo, c'ero tanti saluti, sei un grande nata cosa. Se fai comparire tua moglie in diretta ti faccio un buono da 100 euro per l'MD reparto patatine. La faccio queste fatiche dall'MD tu. Ma chi lo mostra? Non mi sente, se no mai si piace buono perché non è male, un buono dicendo solo che mo sta a casa mia, è poco fatta così, no? È tutto alla birra. Si muove a look, non mi sente, quindi la prossima volta faccio caso, ma la faccio salutare. Gennaro Veranio, Fabri, devi fare un video in cui chiedi alle ragazze se vogliono fare sesso con te, ma guarda, mo che ho letto questa cosa, no? Ha visto un video oggi che era proprio così, uno in America che chiedeva alle ragazze, a 100 ragazze di fare sesso, vuoi fare sesso con me? E l'ha già visto, non ho partito, l'ha già visto. E c'è pure uno fa, solo che la verità, magari a me io facesse, me ne facesse, però già l'ho già visto, quando vedo c'è una cosa, non la voglio copiare, no, non mi piace copiare. Parecchi cazzo, la giusto sarebbe carino pure farlo, qualche coglione in aula, chissà come reagissero. Comunque, Valle Catanzaro, e sotto i giorni di te vivo con male panza, le citazioni di Frank e Cerone, sì, questa è una frase con male panza. Chi è? Arco GFX, bella cielo, mi saluti, grande Arco. Comunque se hai bisogno di una grafica contattami. Come no, come no. Allora, Checco Izzo, mi dici il nome della strada, fai prima, via San Donato. Ah, così voglio, via San Donato. Mo posso spiegare proprio via San Donato perché veramente mi metti in difficoltà. Vedete un po' a Google Maps
e la trovate. Ehm, Pascalone e Bombolone, visto veramente, sì, c'era un Manu GQ, ecco, non te leggi in modo sul genere, che Pasqualone e Bombolone, mo' è scritto in modo sul genere. Io cerco di leggere sempre tutti quanti, non mi sfuggono i commenti, stanno qua. Adriano Iodice, Cerro, perché non fai un live della tua casa? O perché un live della casa mia non posso fare perché tengo un computer che è attaccato con la spina. Allora si stacca a spina se questo computer è proprio cesso, no? E quindi stacca a spina si stacca tutte cose e non lo posso fare. Quindi quando mi accatto un bello portatile, infatti faccio proprio un bello tour della mia casa. Virgilia, rieccomi. Andata un attimo di là a mangiare la magnifica mozzarella di Battipaglia, faccio bene a te, con i pomodori freschi che mi sono persa, non si persa niente, anzi, ti hai fatto buona a te mangiare la mozzarella, cane che dici, ma chissà che cazzo sembra dicendo di così, di più buono della mozzarella, mi fate ma poi perché ci mangiate, Virgilia, perché sennò a buscare, perché mi si fare un leggero languorino. Vigilia già la c'è, chi si già ce l'ha, per giustizia. Aspetta, ma non riesco a leggere questo commento. Guarda, questo computer, sa pare che con il computer. Oh. A città che c'è questo computer si sono bloccati i commenti. Mannaggia, puttanazza, memoria abbia un po'. Così dico, poco poco c'ate, voglio che ma stasera vado alla radio, quello che sta, eh. Ecco qua. Chissà, ma me ne da fanculo, chissà, fammi sentire hit, aspetta, che recuperi i commenti che stavano sopra. Eccolo qua. Arco Lageletto, per Tizia ti ha scritto quella della pubblicità dei gelati per risponderti ad una domanda precedente su una canzone odiata da quell'utente che tu non avevi capito quale fosse. Hai capito mo quello che hai detto tu, però non hai capito poi tutto, vabbè, fammi un riassunto, perché poi mi sfuggono certe cose, non riesco a capire. Chissà, mi ha chiamato Bucchina, Luca Formisano, che ringrazio, Annalita Ruffo, Cerù, conosci Diego Laurenti? Sì, come, se sì, perché non fate una parodia insieme? Ma un pagit, ma c'è capato, mi facci sempre, ci sempre stessi cose. Tu modo si collegato, ma c'è in programma, faremo qualcosa, un video, non una parodia, qualcosa sicuramente un facile. Ah, ma dura solo pochi tempi, poi lo faremo. Ehm, Vale Catanzaro che non ne ha farmaci, fa la farmacia, che se ne scherzo, l'hanno fatto un po' a Facebook. Chissà, da abbinata a voto, abiti vicino a Simpatia, no, non abiti vicino a Simpatia. Antonio Viscardi, c'ero chi sti cavon venia a rubare, chi sto vedendo, tutto quando mi chiedi da questo in che caso, ma o volete fare una festa a sorpresa, o volete venire a rubare, e sapete che è pure vedere di Mariuolo, che chi si vede che ha tanti giochi in vacanza, quindi alla fine non ti torni pure a rubare, ma te ne ha rubato con me in da casa però. Ma che ne manco cazzo, quindi alla fine mi ha rubato manco cazzo. E i computer rubano, fanno pure schifate, quindi alla fine veramente andate proprio a rifondere, secondo me, proprio per sprecate i soldi di benzina. Jason Nuts, che si chiama, ha detto, hai visto il video di quel pagliaccio che spaventava la gente di notte? E come no? Lo potresti fare pure a Napoli, se non ti sparano, se non ti sparano è una bella, sì. Ma già me l'hanno detto che qualcuno mi fa stupidi qua, però non mi va, non so perché quando un video, come ti fa capire, quando un video è già stato visto, mi dispiace, non mi piace copiare proprio a così. Io oggi c'è in tutti i video che ho fatto, no? Ho copiato solo il loro cespuglio, l'ho copiato perché l'ha scritta sotto, e un video che c'è in America, l'hanno fatto un sacco che mi faceva talmente ridere a me che lo video, no? Che volevo fare pure io. E quindi è stato uno dei pochi che ha pigliato e l'ha copiato, se non l'unico. Perché mi faceva piacere, però mo che su non mi piace copiare, oggi c'è è una cosa che non mi è mai piaciuta. Anche se questo è un bellissimo video e che secondo me a Napoli, perché cazzo, sono video visto che la gente secondo me reagisce in maniera proprio capace capite una cosa, ma ha fatto vedere un compagno di questo video che hanno fatto poi è stato girato a Milano, cioè no a Milano, non so se a Milano, però in Italia, è stato fatto in Italia, non so, pensa che è una cosa americana. Invece faccio visto che sono iscritto al parcheggio, se c'è parcheggio, e questa cosa non la sapevo, hanno fatto in comunque bella, è stata una delle scelte più belle che hagi mai visto in Coppa Italia. Allora so, un biraffo, mi saluti, sono quello di Facebook, un birufino, di Facebook poco fa chattammo. Un biraffo, sì, mi ricordo, un biruffi, sì, ti saluto, ci salutato, sì, mi ricordo. Vincenzo Paretta, c'era una cosa che non ho capito, tu sì c'era una Frank chi è? Allora, mo di Canada, ogni tanto lo dico sempre questa cosa qua, mi dispiace che la qualcuno ha giusto la pesata, per fare una volta, Canada lo rispetto. Allora, Frank, in pratica, è un grande amico mio che ha cominciato con me a fare YouTube, a fare video su YouTube.
Frank, si chiama Francesco, però si chiamava Frank, faceva chiamare Frank. E quindi Frank e Cerone. E che chi è Frank? Voglio, è stato, mo non ci sta più, nel senso che non stiamo facendo più video insieme, comunque è lui e Frank. Solo che non ci stanno per Facebook, quindi non cercate, non vi dico come si chiama perché non ci sta su Facebook. Luca Formisano, cu cui lu ciuffare nu lumpa lumpa, lumpa lumpa, che così Johnny Depp, vuole, la fabbrica di cioccolato, se non mi sbaglio, lumpa lumpa. Poi c'è poi capire effettivamente stanno crescendo no. Antonio Buca, vicino, Frank e un compagno su, ecco qua, Antonio Buca aveva risposto, mannaggia, potevo leggere proprio come sparagnava ci stava. Gennaro Perani, di meno se prima non sapevano dove abitavi, ma che non ne hai visto dove arrivo la casa, ma se a mangiare piatti maccarone che la salsa, ma serie, ma solo che lo si può mangiare a casa mia. Allora, pensato, Fabri, ma poi l'hai visto il video di quello con il ciuffo dei mongoli? Sì, l'ha visto il video che me l'hai mandato tu e me l'ha mandato pure qualcuno. E beh, sì, ha visto che qua l'ho visto un poco perché ero lungo come video, non mi rompo quasi, i video sono troppo lunghi, non mi bevi più. Allora sta. Mirko Fusco, qual è il posto più strano a di fatta una pelle? Ah, bella sta cosa. Fammi pensare. Ah, posto strano, ero fatto una pelle. Fammi pensare. Ma salutano una varca, ma non è che non posso strano. Una varca, sì, una varca non è che è strano, un posto strano. Coppa notte, però no, non si va a mare su canotto, si va in Tataretano, ehm, come pensare, posso starci, ma di verità non mi ricordo, cioè, non mi ricordo, bella sta domanda, perché non mi ricordo, sicuramente c'è strano, posso strano, Ducesse, può essere, Ducesse è strano, come posso, boh, strano, è relativo, boh, non so, come Ducesse una volta, anche più volte, è scomodo, molto scomodo, non ve lo consiglio. Antonia Mennillo, ma noi non venimmo a rubare, ci venimmo a piano un caffè, a faccia sua, se si tanti euro a piano un caffè, penso che ci diciamo a più bar, perché sennò ci da proprio bottolina a casa mia. Chissà, mi ha domandato, c'ero sei sposato già la scusa, stava pure a vedere, è stato, questa è bellissima stata Jenny Bunn, si chiama. C'ero che macchina hai? Già veniva a rubare tutto i plateau. Allora Jenny, per fortuna e sfortuna, cioè, non tengo manca la patente, quindi voglio dire, figurati tenga la macchina, quindi non mi può rubare manca la macchina. Per giustizia, sono a via Parmenide, ah, questa la conosco, che se la gioca a pallone insieme, fra via Parmenide, aspetta, riparti via Campanile dovrebbe essere, che poi appena ora hanno cambiato i numeri e vie, quindi non mi ricordo più buono, ecco. Cero, Arco GFX, Cero, puoi vedere un po' sul mio canale le grafiche che ho fatto, mi dici cosa ne pensi, ok Arco, però dopo scrivimi su Facebook se non mi scordo. Pasquale Bologna, che ha scritto Pasquale Bologna? Cero, fatasi a Peppe Sena, ma guarda, ma manca si mi pavata, voglio bene Peppe, se ci stai guardando, ma non devo fare così, perché siamo pensando, ma tu a me fai male capo, io lo so, cioè, io ti voglio bene, ma mi fai male capo. Carlo Romero, vai, Cerro sempre il migliore, grande Carlo. Cerro, chiaro, che domanda che mi stai facendo? Aspetta, un attimo, prima legge questa domanda, oh, qui, stai vedendo questa domanda, aspetta, eh. Cerro, che ne pensi di Francesco Sole? Oggi ho visto che hai messo mi piace al mio commento. Ah, per me è un scema. Ma no, meno male che lo stai dicendo tu, l'hai detto tu, eh. Però è furbo. Bravo. Sfrutta scimitare la gente e dei creature. Bravissimo, Domenico Grimaldi. Veramente io penso che tu sia una persona. Ti stimo, Domenico, veramente. Ti stimo perché hai detto quello che. Hai detto quello che. Ecco, io mi voglio esprimere perché sennò parliamo fine di me. Ma comunque mi è piaciuto questa cosa che hai detto qua. Virgilia C. Virgilia. Fabrizio, abitavamo vicino a Ottava. Che cosa? Ne sono rimasto due da. Ah, mozzarella. Ne sono rimaste due da un quarto. Mannaggia, mi dispiace. Virginia, stai dicendo proprio. Vabbè, mi è chiappata la panza ieri, quindi a po'. Ehm, Arco GFX, quello scherzo del pagliaccio si chiamano DMTV Italia, sì lo so, è un canale che fanno i scherzi, sono pure abbastanza bravi, no, sono molto bravi, non sono abbastanza bravi, che siamo abbastanza pare che è poco. Jason Nuts, Cero devi mettere in un video Gianluca dell'Aquila e il compagno non mi pensa che usai, comunque non so, Gianluca Abitecabasce ci conosciamo, praticamente siamo cresciuti insieme,
lui è il fratello maggiore, io sono cresciuto con il fratello maggiore perché nell'età mia Gianluca è un po' più piccino, però è un grande mio amico. Anzi, l'ultima partita di pallone mi ha agito a favore di Gianluca dell'Aquila. Pensava che moriva l'ultima partita di pallone subito a fare, perché ci gioca una vita, no? Ovviamente un po' per una cosa. Invece a Gigi non sono morto, sono ancora qui e quindi a posto. Ehm, Maddalena Cimmino, eravamo straconvinti che Frank fosse Piettipool, sì, perché è un equivoco che ci sta, perché Francesco, Piettipool si chiama Francesco, allora Frank, ci sta. Diciamo che ipoteticamente è come se fosse sostituita a Frank di lato là, quindi ci sta ancora bene Frank e Cerrone come nome, perché Piettipool si chiama Frank, Frank e Cerrone, diciamo che ci sarebbe ancora bene. Però effettivamente non è lui Frank, non è lui, originariamente non è lui Frank. Chissà, mi ha fatto con la macchina, mi ha domandato in una Salvatore Ricci, mi saluti mio fratello Niccolò, grazie, sempre in gamba e sempre numero uno. Grande, come si chiama? Salvatore Ricci, fratello Niccolò sto scritto un altro vedere. Poi siamo sempre 75, per me è un grande piacere, veramente mi fa troppo piacere che siamo 75. Voi lo sapete, io ho detto già qualche volta, oh, guarda, il live, quando facevi il live all'Instagram, vinto proprio così. Poi siamo diventati 30, per un certo periodo siamo stati sempre 30, e ora invece siamo 70, è un piacere, ci siamo raddoppiati, siamo diventati più numerosi, è una cosa che fa piacere. Spero che diventeremo sempre di più, e ogni giorno diventiamo 1000, mille persone. Antonio Viscardi, c'era una curiosità, ma il cane che ti corre dietro nel video è sciso mostro, veramente ti stiveranno in cuore? Dici la verità? No, per fortuna no. Però chi sta un magnum che si casca a bascia, si chiama, come si chiama questo cane? Non mi ricordo. Rotto si chiama, Rotto, che è un Rottweiler, la chiama Rotto con grande fantasia, come praticamente, no, e c'è poi, c'è un cane, cioè, c'è Valenti, ma fa sta scena di sto cane che mi corre a rete, quindi, come ma fa? Questi c'è tabbo, tu passi a curva, chi le corre a rete, alla fine. E io poco mi cagai sotto, la verità, perché posso, non è che io conosco, se non mi conosce a me, cioè, poi ci sta scena, quando io poi mi ero, se chi mi sono in cuore, mi mangio, buonanotte, noi, a scena l'era ma fa. Mi sono sempre sacrificato per scene, sono sempre stato, ma ho fatto a scena lucana, mi sono buttato in un letto, e che di camera rischi sempre di buscare, quindi mi sacrifico sempre per i video. Ehm, allora, adesso, Edoardo Scarpetta, addirittura, un nome veramente importante. Ciao Fabri, buonasera. Ciao Edoardo, io mi pensavo che eri morto, la verità, Edoardo Scarpetta pensavo che eri, però comunque non sei morto, mi fa piacere che stai guardando la live, ma forse la stai ora guardando dal paradiso, comunque mi fa piacere. Antonio Viscardi, già la Vincenzo, volesse giusto con me, no, Sir Bizzol, qua c'ero da stai pareando, a subare tutti i commenti che ti lascio, qua mi scrive Sir Bizzol, è il primo commento che vedo tuo, ma secondo e voi, sai che o scrivete con la lettera maiuscola e li buttano negli spam, oppure voi pensate che scrivete i commenti, ma non li scrivete. E non è che ne leggo, perché io leggo tutto quanti i commenti, ma da io sono veramente proprio uno che si legge tutti i commenti. Cerco di provo a leggermi tutti i commenti, non dico qualcuno posso fare, ma io penso che se tu mi hai scritto 3-4 commenti, penso che sicuro qualcuno ha già- e questo è il primo che io leggo di te. Quindi, questo è qua. Aspetta, oh, c'è stato pure un mannacciullo. O Max Logico, Fabri, scusami in ritardo, che sarebbe Ceruz. Maggi scusate te, però, non maggi scusate te, però, mo mi sto ritirando. Non ti preoccupare, c'era una figura di se tu, io sei perdonatissimo, basta che ci stai, basta, te vedi i video, per me sei una bomba. Antonio Tormone, Ciro manda Fedascil, non lo so, ce la domanda Issa, Fedascil. Comunque, riavviamo un attimo i commenti. Allora, aspetta un momento, che una volta che ci avviate i commenti mi sono sfuggiti di mano. Avevo fatto la scelta insieme qua. The Nuxers, il fatto dei transessuali che hai detto prima, il politico non di Roma, ma di Nocera Inferiore. Ah, veramente? Non lo chiesto Nuxer, ma sei sicuro che mi pare che questo politico non è campano. Chi lo si chiama Marrazzo, Antonio Marrazzo, chi lo che faceva pure una cosa un po' tre, ma poi si è candidato in politica, ma non so se di Nocera Inferiore. Io a lui mi riferivo, Antonio Marrazzo, che fa rima con con il cazzo. Non lo voglio dire a buco cazzo, dai, non è che si può dire. Mirko Fusco, c'ero per curiosità, ti fatto male la roba che la pallonate nel video?
quale ha lunato? Quella là, no, forse quella là è, come si chiama? Volete mappa te? No, non credo, ma ci fatto male, perché no, hanno fatto finta, quella là in Deep Palla sta dicendo, no, 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 hanno fatto finta, perché poi chi pare che mi hanno dato la palla, ma chi la palla me l'hanno data da una distanza brevissima, che mano, come, piano piano, non mi ci fatto male. Francesco Riccio, c'ero, buonasera a stanza, grande Francesco, mi mancavi, Francesco, non dovevi più in di live, tu eri sempre chi lo dice, buonasera a stanza, buonasera, mi mancavi, a stanza sei piano collo perché si chiama Francesco, Ruzza, non stavo di più, quindi mi fa piacere. Giorgio Embra dice, o schifo a Peppa Sene chi lo chiede, o schifo, tu o schifo, proprio sul problema di due. Salvatore Romano, Fabrizio, dillo che tra poco per info, foto e autografi da me devono contattare te, perché se il mio manager, scritto proprio manager, no manager, manager, non pagato mensilmente profumata merda, recita così. Sì, Salvatore, quindi se Salvatore Romano, che tutti conosceranno, penso tutti voi, se qualche cosa venite da me, io sono il suo manager con la E, quindi ricordiamo questo. Vale Catanzaro, Cielo, ti voglio al posto di Renzi. No, ma no. Vabbè, perché un po' l'inglese, però potesse parlare un po' meglio Renzi. Questo posso... No, no, meglio no, però secondo me parlando tale e quale Renzi. L'inglese. Hai visto un video, giusto Renzi, quindi secondo me parliamo tale e quale. Adriano Iodice, mi fai una faccia strana? È più strana che sta qua. Penso che è più strana che senso fa. Carmine di guida, fai entrare. Ok, fai entrare che cosa? Pasquale Tasca, o c'è per piacere e tu hai una posizione frate perché mi stai facendo girare il palle lui, hai ragione. Ma sai che ragazzi, sono tutti sci a fare sparanzato un po' di pane, mi sta facendo un po' malini, ma già che andiamo mai a trovare una posizione, esce una ragione. A provare una posizione che mi fanno la scassatura, stavo dicendo, per giustizia, qualora un giorno diventassi una star nota di YouTube e non escluso dalle elevate visualizzazioni, tutti saprebbero dove abiti. Non ci hai pensato? Allora ti risponderò che qualora un giorno diventassi una nota star di YouTube, cagnasse a casa. Quindi questa è la mia risposta. Quindi non sorgerebbe questo tipo di problema. Andiamo a vedere gli altri come ha rispostato. Penso che ha mosso una bella posizione. Allora. Ah. Edoardo Scarpetta, perché non organizzi un bel incontro a Fuorirotta con tutti i fan? Andiamo a mangiare tutta una bella pizza. Cioè, se non offro io, penso che si può pure fare. Però sì, una bella pizza, boh, ma pure no, ma pure un gelato, pure una... Non voglio a finire i fanno pack tanto. Sì, no, comunque si può fare una bella pizza oppure ci prim, tanto penso che se a settembre facciamo un raduno, ci vogliamo riempire il tempo ce lo permette ancora, sempre se lo riempie nella latrina come mo, quindi va bene. Enzo della Gatta, certo, sono un appassionato della serie televisiva Supercar, o abbonarmi Supercar, me lo ricordo, quella della macchina parlante. Sarebbe bello se facessi la parodia napoletana. Allora, Enzo, io penso che ci esiste già, perché penso che mi pare che se non sbaglio ci sia qualche doppiaggio, che questa parodia l'ha già vista, secondo me non è proprio un'idea originalissima. Si beve circa un paio di secondi. Massimo Minutolo, Fabri, una piccola condizione del prossimo spot pubblicitario che farai. Comunque, non lo so, ci dico la verità, Massimo, ha visto cada pubblicità la Conad, ha visto, poi c'è sta, che c'è sta più? Con cada pubblicità che mi fa accusare, così l'assorbente può essere che tengo smaggi segnato, penso che poi mi segno, perché poi va a finire che mi scordo, no? Ma poi a Giavrino, non so c'è ancora, comunque a Giavrino, poi. Paggi sta una cosa che non è una pubblicità, è un video, ma mi ha mandato un bagno mica, veramente, mamma mia, ma la gist. Inizialmente pareva che non la città buona, che poi per le buone, magari aveva fatto una cosa che si assurda, che forse su Samerd non è una parodia, una cosa. Comunque, mo vediamo, in Dustin, vediamo un po'. A parte che in Dustin, voglio dire, esce sto video che non chi ha seguito, che stanno facendo una cosa nei tempi perché è difficilissimo. Voglio dire, mo, perché vedo loro, guardate, ma veramente esce a giorni, forse, sì, sta settimana sicuramente, non voglio sbilanciare. Comitazione esce su video, quindi mi raccomando, voglio da condividere, mi facete incazzare. Così una bucata. O Vex logico che sarebbe Ceruto. Ceru, scusami in ritardo. Ah no, questo già la gente. Sì, sì, già capito che fai ritardo troppo, ti sei perdonato. Maddalena, non siamo 75, ma 80, perché noi ne siamo in 5. Ah, giusto, è vero che stavo a uno dice 80 persone, 75, però effettivamente
hai ragione, che poi se a casa vostra siete 4-5, forse che si, si quintuplicherebbe vabbè, un pezzo attuante sono come 5 qui a casa, penso che saranno pure più poco, però comunque vabbè, questa cosa, tu hai ragione, beh, ma non ci mai riflettuto, Maddalena, ho passato. The Nice, adesso, oggi prezzo commento. Ah, c'è Roma, come mai le prime parodie che hai fatto non si possono vedere sui cellulari? No, il mio è solo una non si può vedere, che fosse con Malepanze, non si può vedere con i cellulari perché praticamente non ci stava ancora questa cosa dei cellulari all'epoca, per far capire, lo fa sentire picchio quando penso a perché no, veramente 3 anni e mezzo fa non c'è stata questa cosa dei cellulari, internet, tutto questo, e quindi non c'era questa opzione di farla vedere sui cellulari, che purtroppo che la facciamo la mamma YouTube non ci permette di fare oggi, non si può fare, io ci ho provato, ma non è un video che non si può vedere sui cellulari, quindi infatti abbiamo perso un sacco di visualizzazioni penso su fatto che la gente se volesse tenere oppure cellulare lo può vedere perché purtroppo insomma. Però è l'unica che non si può vedere sui cellulari se non sbaglio, forse pure sciso mostro, forse, però mi pare che quello si può vedere con i cellulari, comunque poi lo faccio sapere perché mi allora, Store Wide Disk 6, mentre facevo una candid camera, qualcuno ha mai reagito male e ti voleva picchiare. Allora, una volta, siamo vecchi e merda, no scusate se perché veramente erano vecchi e merda, secondo me ne rimanga la capa ne rimanga buono, perché vabbè, un po' aveva ragione, perché praticamente ci facevamo scherzi qua di Tevez, fatta la maschera di Tevez. Diciamo che noi diciamo, all'inizio sbagliavamo poco perché facevamo pure i vecchi, no? Mo, come da capire, non si può mai sapere, perché c'è una cosa non vecchia, cioè che si amano, no? Quindi però poi lo facevamo ai ragazzi, dice, ah, boh, non voglio, penso che non si che c'è un infarto, però noi vecchi, si amano, piglia e muore, ecco. E quindi all'inizio facevano vecchi, no? Capo non proprio vecchi, su vecchi e merda, no? Non era proprio, cioè facevano su scherzi, sta all'inizio era retto, a posto. Oh, belle buone, io so, sono capace, belle buone, come qua, queste cose sbattette. Mo siamo miei no, non è che, non sta uscendo così sulle 4, ma sulle 4 non è che sono più 80 metropolitane, del treno più. Ah, comunque, sì, una volta è capitato, ma non voleva ma niente di speciale, niente di... A Giccialità è meno di quello che si pensa, perché tutto quando mi dicono, ah, qualche po' di sta buscato, qualche po' di questo, no, a Giccialità succede proprio poco perché fortunatamente a Gigi è una cosa bella che a Napoli se la pigliano tutti quanti a ridere se la prendono tutti a ridere che se è una cosa troppo bella hanno giudizio che dice ma che a Napoli si fa questa cosa a Buscio che a Napoli si fa il mio vero che a Napoli voglio la gente almeno nel mio piccolo tutte le cose che hanno fatto se l'hanno sempre pigliate buone sempre col sorriso come si dice in faccia col sorriso in faccia e senza mai prendersi gol lo dico proprio perciò a me piace perché non c'era mai niente. Poi gli rimane a Busco, le ultime parole famose di Cerrone, morto perché ha fatto una candid, no, no, fammi fare una rattata di palle perché la mia consueta rattata di palle che non si può mai sapere. Allora, voglio, fra poco abbiamo finito, siamo fra 2 minuti finiamo, quindi fra poco ti saluto, comunque leggiamo ancora qualche altra cosa. Benedetto Andretta, Fabrizio, cosa dici della vittoria del mondiale? Ma già la GT prima, vedi, tu evidentemente sei collegatore, la GT a me non è che mi fa piacerissimo, però meglio la Germania con il Brasile, sinceramente, a parere mio, oppure meglio la Germania che la Spagna, meglio la Germania che la Francia, non lo so, preferisco questa cosa qua. Mario e Giovanni De Luca, Fabri, ma Pitte pure nell'ultimo video hai dato sangue con la giacchetta angolese, sì, un po' sì. Vabbè, però facevo cavalcare, si poteva stare, poi si è fatto pure un bagno, quindi la roba si è rinfrescata, quindi non è che ha sofferto tantissimo. Mm. Annalita Cozzolino, adesso, Roberto Carli, ma te chi cazzo lo sa, grande Cerosi, vabbè, ma era uno dei desideri miei proprio da una vita e manna a fanculo a Roberto Carlini perché voglio ma da che su Roberto Carlini c'ha scassato proprio cazzo vero, vero perché sono io lo so io tengo 31 anni no e mi ricordo da quando ero piccolo da sempre mi ricordo su Roberto Carlini che scende anche la sfacimita televisione chi fard perché non si capisce si filma si sciatta con la capo in due prima fa pubblicità e fa sta pubblicità c'ha scassato qua accanto da casa accanto da casa tu fatto che prima nasce facimi vir punto primo ma a chi un bro accattato ma se volessimo accattare a casa ma si a te mongoloide accattassimo ma senza stare a sentire a te e poi parola di Roberto Carlino ma chi scimmia da sa Roberto Carlino
Argusa pipa, argais parga i posti chissà chi, si pensa chissà chi è, stavo fa, ma chi c'è scimmo di quello questo? E quindi mi era sfugato che passo fatto Roberto Collina, la tenevo proprio qua, a come, ma come gli ha fatto, hai detto, vabbè, che fai una, sto, bellissima, ha fatto ricordare sta cosa di Roberto Collina. E vabbè, un passo fatto, io penso, diciamo, ma saluto, anche perché sono le 10:30, potesse caricare belle e buone, perché io metto sempre la live un'ora, e poi oggi c'hai da stasera, voglio, ma sto proprio ci fermaniamo, non lo so perché tengo, sto proprio, mi sento male, parlando proprio da passare, quindi voglio faccio salutare. Lo saluto a tutti quanti, come di consueto, come metto a leggere i nomi, se non la prima più. Per un grande bacio, voglio veramente, voglio bene, mi fa troppo piacere questa live, che è una cosa bellissima, che si parla, si fa, io dico sempre, ma veramente è una cosa. Vi ringrazio, vi voglio bene, e ci vedremo, poi ci vedremo lunedì prossimo, sempre in 9:30 qua, e poi voglio, questa settimana sicuramente esce un video nuovo, veramente esce un video nuovo, se di pubblicità, con cada scimità, la faccio sicuramente un po' a Facebook. E questo è quanto più. 71 spettatori, 73 addirittura, bellissima chiusa, sta tutta la puntata qua, quindi per me è un onore. Mua, vi mando un bacio, voglio vi ringrazio, è stato buono, ci rimarrò, ci rimarrò, ci rimarrò, ciao ciao.